Se è una decisione che hanno adottato le autorità locali di pubblica sicurezza, meritano sostegno, perché vuol dire che se è una situazione di questo tipo vuol dire che è particolarmente impegnativa e quindi si sono assunti la responsabilità nei confronti della cittadinanza di un impegno così. Dal ministro dell'Interno Piantedosi il sostegno al prefetto di Padova dopo le polemiche per l'istituzione della zona rossa in un intero quartiere, quello dell'Arcella, il più popoloso e multietnico della città. Il ministro risponde alle dichiarazioni fatte dal sindaco di Padova Sergio Giordani, che contrario al bollino di zona rossa per il quartiere aveva parlato di decisione calata dall'alto e dalla Lega. Calato dall'alto perché il Ministro dell'Interno dà delle direttive come previsto dalla legge tra i compiti della sua responsabilità, poi ovviamente c'è un'applicazione che viene fatta sui territori. Io trovo più che altro un po' singolare che si rifiuti un modello di rafforzamento dei controlli sul territorio che mi sembra sia molto gradito dalle persone, dalla gente. Ho letto addirittura di valutazioni circa la possibilità che calassero il valore degli immobili. Insomma, francamente non conosco i mercati immobiliari di determinate città, ma mi sembra un po' strano che questo possa accadere, però fa parte anche questo delle discussioni. Adesso vedremo gli esiti. E a proposito di esiti, Piantedosi definisce soddisfacente la sperimentazione a livello nazionale delle zone rosse, provvedimento che a suo dire riscuote il consenso dei cittadini. Gli esiti che abbiamo a livello nazionale, noi li pubblichiamo periodicamente, lo faccio anche attraverso i canali social, sono molto positivi sia nei numeri ma sia negli apprezzamenti che riscontriamo.